Buonasera ragazzi, siamo qui all'Indoor Vicenza, pista go kart con la squadra e youtuber e piloti rallisti professionisti. Questo è Mauro, non serve, seguite il suo canale YouTube, non serve che vi dico chi è. Riccardino, un altro amico youtuber, si occupa di gaming. Qui abbiamo Rosario che corre con il Clio RS, il Clio K. Dennis, lui fa uno sport un po' più estremo con la bicicletta. Cosa fai? Faccio downhill, cerco di uccidermi ma non c'è. Quindi probabilmente lui è un papabile concorrente che potrebbe arrivare alla vittoria. Andrea Rigon, che anche lui ha le prime esperienze proprio come me, quindi vedremo chi la spunterà. Buongiorno ragazzi, siamo alla prima gara del nuovo format campionato piloti e youtubers, tra parentesi sfide in go-kart. Siamo alla prima tappa, il VKI Vicenza Kart Indoor di Alta Villa Vicentina, e questa è la gara del mese di ottobre. Se vi piace appunto questo nuovo format iniziate a seguirlo, perché si disputeranno 10 gare nel corso dell'anno, una al mese, con i restanti 2 mesi per rigenerazione del primo e di alta preparazione del secondo. E intanto qui partiamo con le qualifiche. È da 6 anni che non salgo in un go-kart, vedete quanto sono imbranato, ma attenzione perché c'è qualcuno che forse è peggio di me. Vediamo se riesco a passarlo. Perfetto. C'è un po' di confusione nei primi giri di qualifica perché siamo un po' tutti ammucchiati. Vedremo di fare il nostro meglio. Attenzione, questa qui, ma chi è? Sarà Rosy? Sposta, perfetto. Ecco qui una bella guida sporca, non pulita purtroppo. Come vi ho detto è da 6 anni che non vado su un kart, e comunque questo primo giro lo facciamo piano anche per vedere come è fatta la pista e memorizzare un po' il tracciato, essendo la prima volta che per me ma anche per molti altri che facciamo questo tracciato. Quindi meglio andare pianino, guardarsi bene intorno, studiare le curve. Non è ancora tempo di studiare le mosse dell'avversario, degli avversari. Ecco qui, ha agganciato un altro. Sembrano tutti la stessa persona, no? Un altro. Ogni volta che provo a spingere un po' di più trovo sempre degli intralci che mi portano a fare degli errori, ma a testa bassa e spingere. Vediamo se riesco a passare anche questo. Purtroppo non sono mai riuscito a fare un bel giro pulito, sono riuscito a fare 2 giri sì, però sporchi, ho sbagliato e quindi non ho fatto chissà che tempo. Ma guarda dove lo infilo, terribile. Finite le prove, finite le qualifiche, scusate, vediamo quanto cagare ho fatto. Vediamo chi era questo qui che andava piano con il casco bianco. Ah, è Rosy. Beh, però non sembra che sono andato malissimo. Cosa sono? Quinto, sesto? Vediamo. Quinto, sesto, sì. Intanto qui mi guardo un po' intorno, saluto. Che emozione.
Se vi piace continuate a seguire questo format perché vedrete tutte le piste e se abbiamo un seguo magari la prossima stagione riusciremo a permetterci gli sponsor per pagare le ombrelline ovviamente, che piacciono anche tanto ai miei amici. Il campionato ovviamente è già iniziato con questa prima gara e questo è il primo video di prova. Semafori verdi, che emozione, subito dentro a sinistra la prima curva. Sono lento, sono lentissimo, però guardate il ragazzo che mi precede, ha una guida sporca quasi come la mia, guardate quanto sbaglia e mi porta a sbagliare, sbaglio anche io perché non riesco a vedere bene gli spazi da sfruttare. Comunque inizio a studiarlo un po' e inizio a vedere dove sbaglia. Purtroppo mi sento ancora un po' impacciato con questo kart e come vedete non riesco ad approfittare dei suoi errori, ma come vi ho detto porta a una guida più sporca e meno pulita anche me. Guardate che roba, altro errore, vedo ancora il gruppo di testa ma stiamo rallentando e sto perdendo molto tempo stando dietro a questo ragazzo qua. Altro errore e la pista è stretta, non riesco a capire come fare senza urtarlo per riuscire a passarlo, senza contare che abbiamo lo stesso kart, non è che io sono così più veloce di lui, anche perché devo ancora prendere la giusta confidenza con il mezzo. In questo video di prova appunto cercherò di fare che errore accidenti qua, lieve contatto, ma ancora non sono riuscito. Sto iniziando a pensare che se non mi concentro su di lui ma penso solo a fare una guida pulita il sorpasso verrà in automatico. Guardate quanto gli arrivo sotto e quanto mi tocca rallentare per non andargli addosso perché mi chiude tutte le traiettorie. Ecco, non so qui cosa ho detto, una cosa incomprensibile, meglio così. Ormai ho il fiato sul collo e sta sbagliando sempre di più, sente la mia pressione dietro e io sono lì come un piotto predatore quando vede una persona con una maglia rossa. Attenzione all'errore, mamma mia cosa ho combinato, mi sono appena accorto che ho anche un altro ragazzo dietro di me che sta approfittando del rallentamento che stiamo creando in bagarre io e i ragazzi che mi precedono. No, sono un altro larghissimo e sono stato superato anche dal ragazzo con il casco bianco che una volta che mi ha superato si è buttato letteralmente a pesce. Si è girato. Ecco, perfetto, quindi ho mantenuto la mia posizione, sono riuscito subito a ripassarlo, ma intanto guardate quanto tempo che ho perso. Ora testa bassa, mi sono girato un attimo per guardare che non ci sia, adesso penso solo a fare la mia gara pulita e voglio in un giro, anche meno, recuperare il ragazzo davanti, il tempo che ho perso. Appunto in questa gara ci sarà telecronaca, bagarre, sarà un vlog, molto altro. Questo primo video di prova, vediamo come va. Cerco di arrivare più lungo di lui, frenare meglio, arrivo meglio, in queste due S strette non riesco a passarlo. Guardate qui, provo qui, vado, sono davanti, riesco a prendermi la traiettoria. Attenzione, errore, sono sotto pressione perché mi sento braccato come una gallinella in calore. Qui giù, qui non alzo il piede, mentre di solito lo tiravo su perché mi cagavo un po' sotto. Adesso invece sto iniziando ad andare via un po' meglio
Questi sono errori stupidi dettati dall'inesperienza. Qui impreco, non so perché, non so. Ecco, adesso mi sono girato, ho visto che ho già guadagnato un po' di margine, quindi vuol dire che effettivamente ne avevo di più, anche se nelle qualifiche ho fatto peggio di lui. Quindi adesso testa bassa, provo a tirare per recuperare il gruppo di testa in maniera che poi mi portino avanti, perché ora non ho riferimenti, devo solo pensare a far bene. Ho preso qualcuno, non so se è chi mi precede in posizione o un doppiato, non lo so, quindi provo a starci attenzione. Sicuramente era un doppiato, perché ho dovuto fare un mega traverso per schivarlo e fare una mega bomba. Infatti il ragazzo, vedete lì a destra, si scusa per non aver alzato la bandiera, per non avermi agevolato il passaggio. Qui altro errore. Guardate qui ho iniziato abbastanza ad abbassare il tempo, a spingere. In qualifica avevo fatto 1,13, pensa te. Poi in realtà ho abbassato di 3 secondi e ho fatto il miglior giro, quindi non è male. Vi dicevo, su questo format le gare saranno proposte mensilmente, una volta al mese vedrete una gara diversa su ogni tracciato diverso. L'obiettivo è di unire più categorie di persone fra loro all'insegna del divertimento e della compagnia. Saranno girati dei video ad ogni gara con interviste a caldo, opinioni e recensioni. Racconteremo la nostra storia toccando con mano e provando le 10 migliori piste della nostra zona. La scelta delle piste è stata pensata per tenersi a un raggio di chilometri e budget ragionevoli, sempre in linea con questo tracciato. Massimo un'ora di strada da dove siamo noi, diciamo verso Castelfranco Veneto, e sui 35 euro per gara compresa l'iscrizione, quindi direi non male se volete anche organizzare un piccolo campionato tra di voi. Qui continuo ad andare giù, tirare. Voglio provare a tutti i costi a prendere quello davanti finché qualcuno ho intravisto sulla sinistra. In questo campionato, dalla prossima gara, vi presenterò meglio i ragazzi. Tutti possono partecipare anche solo una volta, ma comunque divertirsi ad andare a punti. Intravedo sempre quello davanti e continuo a spingere, a cercare di fare una guida più pulita possibile, anche se non è semplice, però sto iniziando a prendere confidenza. Qui giù tutto fino alla staccatona. Non lo so se quello lì è il primo o il secondo, non lo so, o un altro doppiato. Se fosse un altro doppiato sarebbe veramente un duro colpo sul morale per me, perché vorrebbe dire che ormai non riesco più ad agganciare le prime posizioni. L'idea era appunto di agganciare i primi 2 o 3 in modo che mi portassero avanti e... oh no, è finita. La gara è finita proprio ora che avevo preso quello davanti e questo era il mio miglior giro oltretutto.
Torniamo in box. Questo era il mio miglior giro, proprio quando avevo iniziato ad agganciare qualcuno davanti e non andavo bene. Purtroppo è finita la gara. Qui sono stanchissimo e si fa veramente sentire il peso degli anni. Non ho più 20 anni. Rosy, com'è andata? È una bomba! Oh. Come vedete qui c'è Rosario, l'intervista a caldo. Ciao, grazie. Io sono un po' difficile, però tutto bene. Diciamo che io sono il primo degli youtuber, ma sono andato dietro i piloti. Bene ragazzi, forse sono riuscito a strappare anche un miglior giro. Sei riuscito a beccare? No, non sono riuscito, non lo so. Mauro era te. Un po' che c'era, ma io non risento il male delle cervicali. Vedete Riccardino era il favorito per quanto riguarda il peso. Quanto hai fatto? Dopo un po' di giri ho provato a cambiare strategia, a frenare mentre acceleravamo anche, ho strappato forse un miglior giro. Lo vedremo dalla registrazione. Chi è arrivato primo? Chi è arrivato primo? Io secondo. Primo? Primo nessuno? È fuori a festeggiare con le ragazze e tutte. Bene. Champagne. Rosy, sì. Sì. Vedete gli insulti e gli sfottò per un ragazzo che sì, tecnico ingegnere della Aprilia Racing ha fatto questa pessima figura, capite ragazzi e ragazze, questa è la... Sono brutte figure. Vanessa. Se puoi fare una foto con la signorina? Ma se puoi farti una foto con la signorina? Signorina, si può fare una foto? No, tutti quanti assieme, dai, noi vogliamo la foto con lei. Posso metterla su YouTube? Posso metterla su YouTube? Danny Verona, seguitemi sul canale YouTube Danny Verona. Anche lui però arriva. Va bene, per la consolazione. Io ho preso un po' di volte, vero? Ciao. Grazie mille, dai. Ciao. Ti chiami? Grazie mille Elena. Ciao. Ah, ma cosa c'è qua? Cosa bisogna fare qua? Secondi di distacco. Oh Ricky, cosa si bisogna fare qua? Cosa mi spingi? Ah sì, qua si danno i tempi. E qua un'altra volta. Ciao. No, sì. Cosa si fa qua? Cosa si fa qua? Dove stiamo andando? No, ma per prendere i tempi dove si va? Ricchi. Ah, ce l'ha tutti Ricky. Sei arrivato terzo il miglior tempo. No, non dirmi. Il miglior tempo quanto hai fatto? Questo vuol dire che se non avevo i tappi, questo ragazzo qua che un po' di esperienza nel corso ce l'ha. Grazie per i ragazzi. Perché diciamo ha fatto un bel po' di anni in pista, poteva portarmi avanti, va bene dai. Eccoci qui ragazzi, dopo la grande fatica e tutta la forza e lo sforzo fisico che abbiamo fatto, siamo qui in questo bel posticino per mangiare e bere qualcosa. Vedete tutti quanti i ragazzi, si è aggiunto anche lui che Marcescino. è il manager. E lui progetta tutti E noi i nostri incontri. scusate, ho la mano davanti. E noi, e noi così vi salutiamo e abbiamo deciso anche tra l'altro che proveremo tutte quante le varie piste del Triveneto e quindi daremo il nostro feedback. Ok, salutate ragazzi. Ciao. E seguitemi sul canale YouTube Danny Verona.